Va ora in onda Spazio Più. Buongiorno e buon pomeriggio, buon ascolto a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori dello Spazio Più Sinap del venerdì pomeriggio. Oggi è il 19 settembre, venerdì 19 settembre, ed è San Gennaro. Perciò auguri a tutti i Gennaro d'Italia, soprattutto in pratica soprattutto a quelli di Napoli e che tengono il Napoli, giusto Antonio Fellone? Buongiorno a tutti, ciao Mimmo, grazie sempre a Radio Libertà per lo spazio che dedica alla polizia penitenziaria al mondo carcere, grazie a Sveva che è sempre gentilissima, la regia. Vabbè, auguri a tutti di Gennaro, auguri a Gennaro Magnetta, a Gennaro Carbonara che si collega dopo. No, sta già collegato con noi Gennaro Carbonara. Allora, auguri a Gennaro Carbonara. Niente, sì, vabbè, oggi è festa a Napoli, si attende il miracolo. Quindi speriamo che questo miracolo che è già liquefatto a 11:45, Antonio. Ok, perfetto. Allora non sono connesso io perché da stamattina non mi sono fermato un secondo, quindi non sono stato lì a vedere se era accaduto. Immagini nei principali TG nazionali, si è sciolto, possiamo Napoli può stare tranquilla ancora qualche mese, l'Italia tutta. Perfetto, allora ci avviamo alla vittoria del quinto scudetto, allora dai, meno male, almeno questo. E speriamo che un po' di miracolo. Speriamo che succedano cose gravi, tra cui il Covid, il terremoto dell'Irpinia o la seconda guerra mondiale. Ecco, quindi meglio così, dai, meno male. Speriamo che un po' di miracolo prenda anche il nostro mondo, no? Tra il mondo carcere e la polizia penitenziaria, magari si sistemare un qualcosina. Speriamo. Io avrei qualcosa da dire a proposito di questo particolare qua. Io ho sotto gli occhi il quotidiano nazionale Il Giorno e c'è appunto pagina 16, Mottarone, epilogo shock, per 14 morti nessuno andrà in carcere. E alla pagina 19 invece c'ho Pavia, il pubblico ministero, ma 13 detenuti vanno assolti, devastazione in carcere per la rivolta del Covid, chieste 55 condanne per 300 anni di reclusione. Com'è Antonio che qualche povero carcerato che ha bruciato qualche suppellettile, qualche Mimmo, a Pavia è stata una cosa tremenda con le seghe elettriche sul tetto. Addirittura. Sì, è stata una rivolta. E come gli sono arrivate le seghe elettriche? Come sono arrivate? Con i droni? C'è approssimazione sul personale che ci lavora, questo va detto. Io ho avuto il piacere di parlare con qualcuno che ha guidato la rivolta e mi ha detto, insomma, che è stato molto facile fare quello che è stato fatto. Pavia purtroppo è uno degli istituti più problematici della Lombardia. La cosa che fa male è che l'amministrazione penitenziaria queste cose le sa da anni, però si agisce sempre dopo. È un po' come quello che è accaduto a Foggia. A Foggia si è agito poco dopo che è successo il finimondo con una rivolta, insomma, e soprattutto quello che è successo. Ricorda che i rivoltosi sono evasi in 58 durante la rivolta a Foggia ed è stato sfondato il cancello del femminile insomma, ridendo potrei dire che si sono uniti in amorosi sensi, i detenuti di entrambi i sessi. Mi auguro, in verità, da quello che si sa, tanto amorosi sensi non sono stati. Questa comunque Pavia è stata una delle rivolte più cruente del nord Italia, è successo davvero il finimondo. Io però ne approfitto perché volevo salutare una persona che ci ha lasciato, un mio caro amico d'infanzia, so che non si fa, è morto a Vicenza ieri, volevo dedicare questa trasmissione a lui perché siamo cresciuti insieme, poi la vita ci ha separato, ognuno ha preso la sua strada, però gli amici restano sempre gli amici, quindi ciao Carlos, che la terra ti sia lieve. Mi associo ovviamente, anche se non conosco la persona, quindi che la terra ti sia lieve, perché sono sempre bruttissime notizie. Comunque mi associo. Sono notizie che ogni volta ritornano, perché appunto come anche questa storia qua appunto degli imputati del Mottarone, che nessuno di questi finisce in galera, a fronte di tutte le volte che tu Antonio hai detto che bisogna appunto avere rispetto delle vittime dei reati e di familiari delle vittime. Ecco, questi hanno subito questo grosso affronto. Vabbè che dicono, in Italia si dice che le sentenze dei giudici non si commentano ma si applicano.
Beh, Mimmo, a proposito di questo, scusami, sì. Perché ieri in Parlamento è accaduta una cosa importantissima, cioè la terza votazione sulla riforma costituzionale che prevede la separazione delle carriere e soprattutto l'elezione per sorteggio del Consiglio Superiore della Magistratura, che verrà diviso. Ricordiamo a tutti gli amici a casa che l'Italia è l'unico paese al mondo dove PM, cioè la pubblica accusa, e i giudici sono colleghi, sono iscritti allo stesso sindacato, e questo va a minare profondamente la parzialità della giustizia, cioè va a determinare una forte parzialità della giustizia. Voglio ricordare a tutti l'intervista che fecero a Palamara, che quando era capo dell'ANM, dell'Associazione Nazionale Magistrati, dice dobbiamo colpire Salvini, e lui dice ma perché dobbiamo colpirlo? Dobbiamo colpirlo e basta. Ragazzi, questa è la giustizia in Italia, il sistema carcerario paga una mala giustizia che mette in difficoltà l'intero paese. L'Italia è il paese d'Europa dove i processi sono più lenti nella sua persino in Bulgaria, in Romania, in Grecia la giustizia funziona meglio. A marzo verremo chiamati tutti a un referendum, mi auguro che per una volta i poltronagoli, che cazzo me ne frega a me, io sto Bergamo la giustizia funziona, cazzate, anche a Bergamo non funziona la giustizia, alzino le terga ma per dire Bergamo per non dire tanti altri tribunali, perché abbiamo tantissimi ascoltatori che sono bravi, poi abbiamo una minoranza di pirla che continua a chiamare per vomitare cavolate dalla bocca. Ecco, ricordo anche il numero della diretta 0292947222. Sappiate che per una volta i cittadini potranno decidere che giustizia vogliono, se mantenere una mala giustizia che continua ad affliggere il paese, a metterlo in difficoltà, a tenere insomma in ostaggio uomini e donne che siano detenuti o che abbiano la divisa, che siano dei carabinieri o della polizia penitenziaria o liberi cittadini. Se vogliono andare avanti così, se ne stessero a casa, votassero quello che dice Alice Lane. Se vogliono cambiare, hanno un'occasione unica, e io spero per una volta che gli italiani rispondano positivamente. Quando è che sarà il referendum, Federico? A marzo 2026. A marzo non hanno la scusa che devono andare al mare. A marzo non si va al mare. No, io devo andare a 3 scuole balneari al mare, Mimmo. Anche perché, come diceva Federico, è giusto, semplicemente perché tutto ciò che poi accade in maniera negativa lo riscontriamo poi nel nostro mondo, in carcere, no? Quindi i problemi poi si trasportano in carcere e poi a gestirli dobbiamo essere noi, quindi effettivamente non si può essere non d'accordo con Federico a dire andate, perché l'italiano ha un vizio che poi è un problema, che sa solo urlare, fare casina, e poi se c'è da alzare il culo e a dare una mano e a dare dimostrazione di poter cambiare le cose, non gliene frega niente, preferisce andare a Trescone balneare, Fede, o sul lago di Garda, o balneare, anche se il nome è molto mirato. Però c'è il lago, ed è pure bello, scusate. Vedi, scusate. Quindi è su questo che bisogna battersi affinché la gente cambi e diventi più partecipe, no? Verso quello che sono le problematiche che poi riguardano un po' tutti, no? Chi sì e chi no. Non è che a me il problema riguarda me, non riguarda Federico alias Ciro Gennaro Carbonara, ma io credo che riguardano un po' tutti, quindi devono alzare il sedere e andare a partecipare, andare a votare. Quindi speriamo che prima o poi qualcuno ci arrivi a questo, perché poi, ripeto, tutto ciò che è mal gestito poi ce lo ritroviamo noi all'interno del nostro mondo, che il nostro già che non è che è un mondo molto bello, poi comunque le problematiche messe tutte insieme poi scoppiano le bombe e si arrivano alle rivolte o altro, anche se ultimamente le rivolte sembrano, faccio tutti gli scongiuri del caso, sembrano leggermente diminuite causa comunque il reato di rivolta, perché è iniziato ad arrivare gli avvisi di garanzia ai detenuti che si sono resi responsabili di alcune rivolte, e di conseguenza qualcuno è rimasto spiazzato perché non sapeva che fosse stato approvato il reato di rivolta, e quindi di conseguenza che pagava dazio. Oggi che stanno iniziando a pagare dazio, sembrerebbe che questa situazione sia leggermente migliorata e le rivolte leggermente diminuite. Poi secondo me è solo una questione di tempo e basta. Antonio Federico, fermi là, dato che abbiamo una linea libera, abbiamo un ascoltatore. Diamo la parola al nostro ascoltatore. Buongiorno, chi sei, da dove chiami? Grazie, buongiorno, ciao Mimmo, sono Francesco di Arona. Ciao Francesco, tutto tranquillo? Il lago è tranquillo o è agitato? No, tranquillo, solamente agitato per quello che succede, cioè per il clima che sta venendo un po' avanti, che non è bello, ecco. Non mi piace il clima, la guerra va bene, le guerre sono un po' lontane da casa nostra,
Però qui in Italia mi sembra di vedere che si sta un po' troppo fomentando il fuoco, specialmente un sindacato che oggi ha proclamato anche 4 ore di sciopero a favore della guerra, no? Quindi vai anche un attimino un po' a minare l'unità sindacale, diciamo, dei 3 sindacati più importanti. Io lavoro nel metalmeccanico, abbiamo in ballo il contratto del rinnovo del metalmeccanico e non è un bel segnale. Presumo tu stia parlando della CGIL o sbaglio? Sì. Il mitico Landini. Sì. Gli stessi membri, ricordiamo che hanno impedito il rinnovo del contratto degli infermieri, 500 euro in più al mese, soprattutto quelli del pronto soccorso. Loro poi dopo sono andati a rinnovare il contratto dei contratti a 5 euro l'ora, no? E poi mi vengono a raccontare il loro partito di riferimento del salario minimo. Ma allora cosa vuol dire salario minimo 9 euro quando tu mi rinnovi i contratti a 5 euro l'ora? Tra l'altro contratti che entrano dentro anche, mi sembra, le guardie giurate, che sono alla pari di un portinaio di un condominio, solo che la guardia giurata magari fa un servizio di vigilanza, è anche armato e per dire può anche rischiare la pelle. Non mi sembra che sia un portinaio di un condominio la guardia giurata. No, sicuramente è un lavoro più usurante. 5 euro l'ora, mi sembra, no? Sì. No, sono gli stessi sindacati che io ho la mia dolce amica che lavora nel mondo della scuola, hanno dichiarato come lavoro usurante la maestra d'asilo, e invece per i bidelli, che comunque è un lavoro usurante non è. Parliamo di una vera e propria corporazione, come tutti a casa sanno, che tira la corda per mantenere gli interessi purtroppo propri e non quelli dei lavoratori. Poi è perché la gente si sta anche dalla nascono i sindacati autonomi. Mi dispiace, ma questo è accaduto. Che bene o male hanno tutti la stessa radice, diciamo, di sinistra, più o meno. Non è vero. Però... Non è vero, perché questo è lo spazio più in collaborazione col SINAP, e il SINAP non è di sinistra. Quelle cose lì arrivano da sottoboschi di sindacati di sinistra, no? L'ideologia è quella lì. Però io non avevo chiamato per fare questa reprimenda contro questo bel sindacato che non porta avanti più gli interessi dei lavoratori, ma altre cose. Volevi parlare del Mottarone pure tu? Ecco, bravo, no, la sentenza che c'è stata ieri, questa sentenza che lascia a bocca aperta. Praticamente 14 persone sono morte qua vicino a casa mia e la giustizia non è stata fatta. Bisogna cambiare l'impianto proprio di come viene gestita la giustizia, perché il legislatore fa le leggi, ma poi i magistrati le devono applicare. E non ha la legge, se è quella, non è che è interpretazione, deve essere quella. Siccome siamo già nati a votare un referendum che purtroppo c'era il quorum e non è passato, che molta gente non è andata. Questo qua fortunatamente non ci vorrà quorum, quindi si spera che vinca il sì, cioè la modifica deve essere fatta, perché poi dopo non ci sono più scusanti, nessuno deve dire però, come diceva prima Federico, alzi le terga, ti rechi in cabina elettorale e vai a votare, ti prendi la responsabilità di fare una scelta. Io penso che se parlano con gente per strada, non i sondaggi che fanno in televisione, che chiamano, a me non mi ha mai chiamato nessuno in 50 anni, no? No, se vai in giro, che parli, secondo te la giustizia in Italia funziona? Voglio vedere quanti dicono di sì, perché è anche quasi quotidianamente in televisione si sentono sentenze di tribunali che ti lasciano lì, dici ma allora che cacchio, e poi c'è scritto la legge è uguale per tutti, e ce l'hanno alle spalle i giudici, dovrebbero scrivere anche sotto per voi, perché per noi siamo intoccabili, perché il giudice è paragonato all'onnipotente che non può sbagliare, giusto? No, io aggiungerei anche un'altra massima: fra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. D'altronde qua è sempre così, fanno i forti con i deboli e i deboli con i forti. Sì, è sempre stato così da che mondo è mondo, però oggi, per dire, questi hanno indetto 4 ore di sciopero, perché cos'è? Prendono e vanno giù in Palestina a fermare la guerra, questi qua della CGIL, ma non mi sembra proprio. Magari ci andassero da Striscia di Gaza, magari. Li accoppano già prima che entrano dentro, da come sono combinati, no? È un po' come dice anche il Vannacci, qua ci vogliamo armare, e poi chi mandiamo in guerra? Quelli che vanno su Gay Pride?
quelli che hanno le unghie pittate, quelli lì che vanno lì con vestiti in dress code e quelle cose lì a sparare. Ma stiamo scherzando cosa? Come dice Salvini giustamente, va bene spendere i soldi per armi così, però per la difesa del nostro Stato. Vuol dire Grazie. più forze dell'ordine, vista la situazione, che servono, non a mandare armi, andiamo a fare la guerra ma dai, lasciamo perdere. Comunque vi saluto Grazie. e vi mando un abbraccio qua dalla città del San Carlone. Ciao ragazzi. Grazie. Ciao, buona giornata. Abbiamo... Vabbè, ha ragione però, come non puoi dargli torto, cioè come non puoi dargli ragione, cioè lei ha detto cose giustissime secondo me. Poi parlando degli scioperi, grazie a questi signori il disagio lo paga comunque un cittadino che non c'entra veramente nulla, che comunque viaggia tutti i giorni per andare a lavorare, e a lavorare parliamo. Io ce n'ho una di fronte, ho di fronte una cittadina che domani la devo venire a prendere in radio, la devo accompagnare a casa, perché se no non c'ha modo di tornare a casa e deve dormire qua in radio. Non è proprio comodo dormire qua. Comunque abbiamo un altro ascoltatore in linea, sentiamo anche l'altro ascoltatore. Buongiorno, chi sei, da dove chiami? Buonasera a tutti, Lisetta. Buonasera Lisetta, prego. Allora, io voglio aggiungere anche questo, oltre all'ascoltatore. Allora, secondo me, ascoltare quotidianamente notizie di cronaca di ogni genere, dai femminicidi, stupri, rapine, devastazione, poi occupazioni di esercizi pubblici, privati, bullismo nelle scuole, scusate, baby gang e quant'altro. E beh, tutto questo che succede in Italia, ragazzi, è per questo che vi ho chiamato. Con l'esecutivo, io ce l'ho su un po' con il governo, e con l'esecutivo che rimane sordo e disinteressato a risolvere, almeno in parte, questi annosi fenomeni, dico io, adottando provvedimenti drastici e tempestivi al fine di alleviare l'angoscia subita dalla stragrande maggioranza dei cittadini onesti. Questo atteggiamento, ragazzi, di un esecutivo, sempre secondo me con una larga maggioranza di governo in palese difficoltà, a fronteggiare i predetti e gravi fenomeni rischia di ottenere, secondo il mio parere, un significativo calo di consensi nelle prossime votazioni politiche, tanto da pregiudicare un suo secondo mandato alla guida della nazione Italia. Oggi sono severa più che mai. Oggi sei Comunque tosta. vi saluto e buon fine settimana, ragazzi. Grazie Lisetta. Chi è che vuole rispondere? Federico o Antonio? Beh, anch'io sono incazzato, Lisetta. No? Io sono è materia di Federico, quindi risponde Federico. No, anche io sono incazzato, però per una volta si sta facendo avere una riforma epocale. Io voglio ricordare che il decreto, cioè il governo ha partorito il decreto sicurezza richiesto da Mattarella in persona, controfirmato da lui. Sapete che il decreto sicurezza non lo applica quasi nessuno, con le 4 frecce, perché la magistratura l'ha impugnato dicendo che è incostituzionale, ora al vaglio della Corte Costituzionale, che è nominata per un terzo dagli stessi magistrati, quelli di Palamara. Dobbiamo attaccare Salvini, ma perché? Perché dobbiamo attaccarlo e basta, ci fa comodo così. Questo quindi per carità è giusto essere critici, però per una volta che abbiamo noi la possibilità di cambiare questo sistema, che ho detto che va a bloccare tutta l'Italia, va a mettere a rischio chiunque di noi, cioè chiunque di noi ha avuto a che fare con la giustizia, sottoscritto Mimmo più volte per la diffamazione a mezzo stampa, perché in Italia basta che dice una cosa sbagliata verso qualche potere e viene punito severamente, tra l'altro, chiudo la parentesi. Non è giusto, l'Italia non si merita di essere bloccata, essere in ostaggio di una minoranza che ha la toga, che ha confuso il suo ruolo, cioè quello di applicare della giustizia, con quello invece di avere il potere totale. Questo non è una separazione dei poteri, non è una democrazia. Se gli italiani vogliono questa dittatura bianca, andiamo avanti così. Se invece gli italiani pensano che una democrazia ci deve essere la separazione dei poteri, cioè la giustizia, i magistrati devono fare la magistratura, quindi indagare e giudicare, e il Parlamento deve fare le leggi, il governo deve fare l'esecutivo, come tutti i paesi normali dove c'è una democrazia, lo decidono loro, cioè è giusto così. Sappiate che da ora inizia la guerra, perché qualche frangia della magistratura l'ha già annunciato. E qua però ti blocco un attimo. Però è giusto così. Vorrei sentire il parere di Antonio Fellone. Com'è la questione? Che ne pensi?
Guarda Fede, è un discorso molto complicato. Io rispetto a quello che ha detto Federico mi trovi completamente d'accordo, però sono discorsi talmente che viaggiano su un filo proprio piccolissimo di equilibrio, quindi io direi di aspettare ed essere fiduciosi. Poi ciò che emerge sicuramente sarà un qualcosa di positivo. Io ci spero, sinceramente, ci spero vivamente, quindi sono fiducioso e spero che avvenga quanto prima possibile, perché secondo me ne abbiamo proprio bisogno. Antonio Fellone, ti posso dire... Antonio, però scusate, chi vive sperando muore cagando. No, Però voglio Federico, dire... mi hai rubato la battuta. Mi hai rubato però... la battuta, Federico, non si fa così, mo. Gennaro, tu devi sapere, caro Gennaro Carbonara, che i tempi ci sono e vanno rispettati, perché tutti vorremmo una cosa dall'oggi al domani, però c'è una tempistica da rispettare, e sebbene che purtroppo il problema non è questo governo, ma il problema è l'opposizione, quindi non è che puoi decidere tu. Il problema è che l'opposizione la fanno i magistrati, Antonio, questo non accade in nessun paese appunto, democratico. però c'è una tempistica, il volere, cioè io credo che sia stato assolutamente dimostrato che c'è volere di cambiare, si cambierà e ne sono più che certo, però tu sai bene, ecco, l'hai detto tu, non l'ho detto io, ma mi accodo, sebbene che oggi c'è una situazione particolare, quindi ci vuole un altro pochino di tempo, ma secondo me il risultato, per me, per come la vedo, è messo in cassaforte, quindi è un cambiamento che serve a tutto il paese, ma per, come dicevi tu prima, per equilibrare. La legge è uguale per tutti. Antonio Fellone, amico mio caro, nonché co-conduttore di questa trasmissione da un sacco di tempo. Ci stanno però in Italia delle bande di agguerriti ladri di cassaforti rumeni. Tu dici il risultato è messo in cassaforte e star sicuro. Io non sarei tanto sicuro, perché questo sistema è capace di assoldare delle bande di ladri rumeni che vengono e si fottono la cassaforte o dentro tutto il risultato. Io volevo dire una cosa, io stamattina accendo Radio 24 e mi sento Milan che fa un'intervista a un tal Tino Stefanini, che è un ex della banda della Comasina, e parlava appunto dell'iniziativa che questi qua hanno intrapreso di fare una raccolta di film per far sì che Renato Vallanzasca, il famigerato e famoso bandito della banda Vallanzasca della Comasina, venga liberato, perché ormai sta in uno stato pietoso, comatoso. Praticamente, da quando io ho cominciato a sentire questa trasmissione, era passata, non so, 20 minuti, avevano raccolto altre 300 firme. Io penso, visto e considerato che noi ci troviamo con una magistratura che ogni giorno se ne inventa una nuova, noi da questa radio dovremmo proporre la creazione di un comitato a cui appunto devono aderire più persone possibili e che invitino i magistrati a fare il loro lavoro e a lasciar fare la politica il suo. Il problema, appunto, Federico diceva che abbiamo una magistratura che si confonde. Noi abbiamo magistrati giudicanti e procure e procuratori, sostituti procuratori, quelli che in pratica reggono l'accusa, che giocano la mattina, combattono nelle aule di tribunali con i giudici, appunto, con i giudici giudicanti, e poi il pomeriggio vanno a giocare a tennis assieme a questi e passi. Uno è libero di giocare a tennis con chi cavolo vuole, però se il procuratore, il sostituto procuratore di oggi è quello che domani giudica le questioni amministrative commesse dai giudici, e là casca giù, viene giù un po', si crea un problema, insomma. E la separazione appunto delle carriere doveva essere fatta non deve essere fatta fra 6 mesi, ma deve essere fatta 60 anni fa. Il problema appunto è questo, dato che politicamente partirà sicuramente una campagna da parte dei magistrati contro chi appunto propone questa cosa, perciò contro questo governo. Io penso che come cittadini noi dovremmo proporre, appunto, lanciare noi l'iniziativa di un comitato promotore per la difesa appunto di quello che il governo dice, di quello che la politica sceglie e di quello che appunto in pratica è un giusto cambio, quello appunto della separazione delle carriere. Dovremmo fare anche noi come fanno questi di sinistra, che arrivano a fare questi comitati per far scarcerare appunto
una persona appunto come Vallanzaschi, Renato Vallanzaschi, che vabbè, poveretto, ormai è diventato un vegetale, tenerlo in galera e farlo morire in galera è solamente diciamo un'esagerazione forse, però appunto quelli su Radio 24, la radio di Confindustria, hanno lanciato questa cosa, 300 film nel giro di 20 minuti. Usiamo anche noi Radio Libertà per fare una cosa del genere, o no? Antonio? Si può pensare di poter fare una cosa del genere. Quindi vediamo. Federico, che dice? Federico? Beh, assolutamente, bisogna fare un comitato promotore, ovvio. Per questo ho detto bisogna mobilitare, non sperare. Bisogna mobilitare quello che i sindacati di sinistra fanno e bisogna impararlo a fare anche per chi non la pensa così, o anche per chi è di sinistra, fa una battaglia per avere una democrazia compiuta e una magistratura giusta. E ricordo che non c'è democrazia in questa maniera qua. Se basta uno che si sveglia a Potenza per decidere il governo che ci deve stare la mattina, quello che è accaduto più volte in Italia, ragazzi, io mi auguro davvero che ci sia una presa di coscienza in gran parte del popolo italiano e si rechino in massa alle urne per finalmente instaurare la democrazia in questo paese. E su questo ti devo fermare perché siamo allo stacco pubblicitario. Pubblicità. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, l'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti, l'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro anno. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Rieccoci, siamo sempre su Radio Libertà ed è sempre lo spazio più sinappe del venerdì pomeriggio. Vi ricordo il numero per le chiamate in diretta, perché questa Radio Libertà è l'unica radio che vi consente di telefonare durante le trasmissioni e dire la vostra, senza filtri né censure, come si sentiva una volta spesso e volentieri da un'altra radio, da Radio Radicale, che stava sistemata un pochino meglio di noi. Lo 02 92 94 72 22. Ripeto, 02 92 94 72 22. Sono sempre con me Antonio Fellone e Federico Lo Sparacazzate. Chi è che vuole intervenire dei due? Prego. Posso dire una cosa? Volevo dirlo prima, ma gli dobbiamo dare lo spazio giusto, secondo me. Volevo fare gli auguri a una persona che comunque per me è fondamentale, perché mi sta sempre vicino, mi dà una mano, mi assiste, ovviamente è parte integrante e importante della mia vita. Quindi volevo fare gli auguri a mia moglie, che oggi è il suo compleanno, perché comunque io penso che quando una persona come me, che la vita che faccio io, voglio dire, se non hai a fianco una persona che ti sopporta e ti supporta, prima sopporta e poi supporta, fai fatica ad arrivare. Quindi io volevo fare gli auguri a mia moglie di buon compleanno, e noi ci associamo e la ringrazio perché, ripeto, col suo sostegno si riesce ad arrivare lontano. Ci associamo anche noi agli auguri, Antonio. Ci associamo. Gli dedico una canzone: ogni volta che parlo di te. Eccomi. Continua, Federico, continua. No, non lo so. Io sono un fan di Venditti e quindi per questo mi hanno fatto sempre il dispetto che a Roma non sono mai riuscito ad andarci. Persino con gli studi sono riuscito a fallire, però Venditti lo porto sempre nel cuore. Vabbè, insomma, allora vi stavo dicendo prima di questa trasmissione che ho sentito su Radio 24. Ragazzi, il bello della diretta, una chiamata importante in arrivo. Io sono in diretta, resto in diretta, ma stacco la webcam e il microfono per un minuto. Prego. Ecco. Okay. Ma noi ci passi la telefonata
Questo vi fa capire quanto siamo inguaiati, ragazzi, ma andiamo avanti. Prego, Federico. Questa è la croce che Federico, bisogna portare sulle spalle. Tu cosa ne pensi del fatto che appunto in Italia con questa giustizia così si giunga a questo epilogo appunto di 14 Chi troppo, morti? chi nessuno, che se sei povero insomma ti fai la galera, se sei ricco invece vai in prescrizione, fai quello che vuoi. E vieni giudicato a Bolzano è diverso che essere giudicato a Nocera Inferiore. No, non è normale, non è un paese normale, mi dispiace, non è giusto, e non è giusto che tutti gli italiani debbano pagare questo. Ribadisco, io mi auguro che a marzo la gente alzi le terre e vada a votare in massa. È un esercizio di democrazia, riprendiamoci il nostro destino. Ecco, non è possibile che una minoranza decida quello che dobbiamo fare. Se ovviamente ci arriveremo, perché so che ci sarà la guerra a zero. Io non sono un fan, sono molto critico verso il governo. Per una volta la maggioranza parlamentare eletta dagli italiani, ecco, ha quasi approvato una legge, una riforma importantissima che si aspetta da anni, da decenni, insomma, e ora insomma siamo alla resa dei conti. Tu pensi che facciano vediamo. scoppiare la terza guerra mondiale pur di non fare No, questo? però c'è un clima di violenza politica impressionante. Abbiamo visto addirittura tutto l'emiciclo sinistro che si rivoltava contro Tajani, cioè Tajani come l'orso Yogi, cioè una persona totalmente innocua, inerte. Tajani. Come fai a prenderla con Tajani, Mimmo? A Tajani basta che ci dai un panino e un po' di miele, va avanti 20 anni, cioè la persona più educata, paciona. E questo vi fa capire, se loro cercano Tajani, cioè se non andate a cercare l'orso Yogi della politica, pur di attaccare qualcuno, pur di stare nella cresta dell'onda, perché altrimenti non si ricaca nessuno, manco di striscio, scusate il francesismo, ci sono volgari ma sono più volgari questi, secondo me, del sottoscritto. La situazione è grave, è molto grave. Addirittura hanno accusato che Tajani ha applaudito, mentre non ha applaudito, ma era un personaggio comunque sempre corretto, che abbassa i toni. Davvero non capisco questa violenza, questo alzo zero contro quest'uomo che può stare non simpatico, ma comunque è un personaggio della pacatezza impressionante. Sappiate che da oggi, da ieri in poi, diventerà così ogni giorno. Ma calcola che comunque la sinistra ha sempre fatto così. La sinistra per sopravvivere o comunque per crescere ha sempre bisogno di creare un nemico. Sì, ma davvero, cioè, pigliatela con uno serio, alla vostra altezza, ma con Tajani, dai. Ma Tajani comunque è pur sempre un vice premier o un ministro, non è che proprio, cioè non è che niente, insomma. Il problema è un altro. Se posso permettermi, c'è una situazione, io sono rientrato subito, Sì, però ci sono telefonate che non puoi non rispondere, voglio dire, è così. Mi scuso con chi ci ascolta, mi scuso con voi, però ripeto, ci sono telefonate che non puoi non rispondere quando fai un tipo di lavoro. Detto ciò, sì, Tajani, ragazzi, però se fate una riflessione, quello che sta accadendo nel mondo è qualcosa di assurdo, allucinante, perché noi abbiamo a che fare con dei pazzi, cioè non c'è lucidità, non c'è assolutamente lucidità, da dove la guardi, non c'è lucidità, e questo è un problema perché dal momento all'altro può accadere qualcosa di molto 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 grande. Io non mi nascondo che sono preoccupato perché non vedo la possibilità di rientro da dove le guardi, da Gaza, da Ucraina e in altre parti del mondo. C'è un qualcosa di veramente allucinante. Dobbiamo solo sperare che qualcuno magari si fermi un attimo a riflettere, perché certamente il problema Israele-Palestina, il problema Russia-Ucraina non lo può risolvere l'Italia, almeno non lo può risolvere da solo. Il problema va affrontato, ma dai paesi, da tutti i paesi che contano, perché se noi dobbiamo dare fiducia a chi ci dice armiamoci e partite, Macron, Docet, stiamo veramente inguaiati. Invece di buttare acqua sul fuoco, questi signori buttano benzina sul fuoco. È questo che preoccupa. Il fatto che un Macron, come lo si vuole chiamare, dice no, siamo pronti, andiamo, armiamoci e partite, perché poi non parte lui, il culo non lo alza lui, ma lo alzano magari i francesi, o nel nostro caso, meno male che Salvini, il vice premier,
ha preso una posizione, ha detto semmai ci vai tu a combattere, ma gli italiani noi non li mandiamo. Ecco, vedi, quando tu capisci che hai a che fare con questi personaggi vuol dire che non sei in buone mani e quindi la situazione è preoccupante. Tutto qui. Sì, voglio ricordare che il PD invece è a favore di mandare i soldati italiani in Ucraina, dicono che l'Italia non è abbastanza attiva. Leggetevi cosa dichiara Pina Picerno all'Europarlamento e cosa vota il PD in Europa, poi questi si diventano pacifisti contro Tajani, fanno la guerra a Tajani per fare la pace. Ragazzi, se è normale. Perché non ci vanno loro? Perché non ci vanno loro? Io c'ho un amico che ha detto una cosa, che con le terga degli altri sono tutti fenomeni, ecco, una cosa del genere. Era beccato una condanna per diffamazione a mezzo stampa ed è seduto là in via Carlo Bellerio. Ecco, sono sempre poi gli ultimi a pagare della follia degli altri. Voglio ricordare che la Francia è un paese che c'ha la guerra, ma per davvero in mezzo alla strada, è come più dell'Italia. Abbiamo una guerra più interessante, come ricorda Salvini, che è quella della... Ma noi una sorta di guerra la stiamo vivendo anche noi nel nostro paese, perché forse spesso lo sottovalutiamo, ma quello che accade nelle nostre città è veramente un qualcosa di molto grave, non è normale e soprattutto è veramente preoccupante, perché basta accendere la televisione la sera, guardare i vari TG e da tutte le parti d'Italia ti arrivano notizie veramente assurde. Cioè noi viviamo un'invasione, però nessuno lo dice. Noi stiamo vivendo un'invasione. Ma finché che arrivano in Italia che hanno... Anche se senza accendere la TV, io parlo da Cologno Monzese, lo sono tutti ascoltatori dove vivo, e mi è arrivata voce, poi confermata dai media: fate attenzione, non uscite con le collanine perché in pieno giorno ci sono dei signori, stranieri ovviamente, che vengono e te la strappano e se la portano via. A Cologno, che era una criminalità di alto livello. Cioè, ragazzi, per il lavoro che facciamo noi vogliamo parlare delle carceri, soprattutto quelle del nord, dove ci sono strutture che ospitano quasi l'80% di detenuti stranieri e che sono i peggiori, sono ingestibili e sono coloro che danno fastidio in tutti gli istituti, parlo, quelli del nord. E sai che per dire una cosa del genere sono stato attaccato da sinistra italiana, con tanto di articolo sul giornale, mi hanno accusato di essere razzista. Anzi, mi hanno dato anche del Mastriano, l'articolo ce l'ho conservato perché Sinistra Italiana l'espone questa radio e discuterlo. Qua ti tiriamo le orecchie. Guarda che lo possiamo leggere quando volete, perché l'articolo c'è, è pubblico, quindi non lo sto dicendo io. Sono stato ripreso da Sinistra Italiana. Sono stato ripreso da Sinistra Italiana perché io mi sono permesso di dire che era arrivato il momento di fermarsi con comunicati shock di una parte politica che arrivano in carcere una volta all'anno, entrano, dicono 4 cavolate all'esterno e se ne vanno, però il problema resta al povero poliziotto di turno che deve lavorare con detenuti che non aspettano altro di essere aizzati, parte di detenuti, non tutti i detenuti, e i casini poi dobbiamo gestire noi. Io questo ho detto, come ho detto che la stragrande maggioranza dei protagonisti degli eventi critici sono detenuti stranieri, ed è la realtà dei fatti, non lo dice Antonio Fellone, e ho detto anche semplicemente che devono tornare a casa loro, ma io non l'ho detto solo allora, lo dico anche adesso e lo ribadisco anche domani: tu vieni in Italia, non ti sai comportare, te ne torni a casa tua, ok? Perché sei sempre ospite. E su questo Sinistra Italiana mi ha attaccato, ripeto, con tanto di articolo, se non volete ne posso leggere un pezzettino. Siamo sconcertati per le dichiarazioni rese da Antonio Fellone, segretario generale aggiunto del SINAP, sindacato di polizia penitenziaria, rese in un'intervista apparsa ieri su Brescia Oggi. Chi parla è Beppe Armanzi, responsabile diritti Sinistra Italiana a Brescia. Sconcertati a partire dall'invito ad alcune parti politiche di evitare tensioni con comunicati allarmanti sulla situazione delle carceri italiane. Fede, tu lavori in carcere, ho detto qualcosa di sbagliato? O è giusto fare comunicati allarmanti per scatenare poi l'ira dei detenuti? Cosa che potrebbe fomentare rivolte e proteste da parte dei detenuti. Ho detto qualcosa di sbagliato, Fede? Penso di no. No. Quindi si sono
E mi hanno attaccato. Poi mi hanno Quindi, guarda, lo leggeremo poi la prossima volta integrale, la mia intervista e la risposta loro. Quindi rinforziamo poi la hanno squadra di Antonio detto, perché anche Antonio nel mirino. nella Sì. nota di Almanzi si evidenzia quindi che le dichiarazioni di Fellone seguono elogi a questo governo per aver finalmente risposto alla chiusura delle celle. Amen, la chiusura delle celle, voluta fortemente dalla Lega, dal sottosegretario Stellari, e l'abbiamo portata a casa e non sono contento, di più sono soddisfatto di questo. Quindi alla fine fanno un passaggio anche le considerazioni relative al tema dei suicidi in perfetto stile del Mastro, semplicemente perché io ho detto che la stragrande maggioranza dei suicidi che avvengono negli istituti penitenziari non sono certamente collegati al sovraffollamento o altro. E certo, perché un detenuto purtroppo è noi che si toglie la vita, quindi è un essere umano, spiace, voglio dire, ma se il detenuto sceglie di togliersi la vita da una settimana a 10 giorni prima di uscire dal carcere, scusami, cosa c'entra il collegamento con questo pseudo sovraffollamento? Non c'è, perché noi parliamo con dati alla mano, con dati di fatto, non parliamo giusto perché dobbiamo fare politica. Quindi, sul fatto che loro dicono dichiarazioni inaccettabili a partire dalla richiesta di rispedire tutti gli stranieri detenuti nei loro paesi in quanto non rispettosi né integrabili. Ho detto qualcosa di sbagliato, ma chi lavora in carcere lo sa che è così, lo sa che è così. Io lo dico perché conosco la mia realtà, perché io metterei questi signori, non dico 6 ore perché forse non ci arrivano manca un'ora, a lavorare in un reparto detentivo in prima linea, in sezione, ad avere a che fare con questi personaggi, ok? Che non gliene frega nulla di chi sei, dello Stato che lo ospita, della divisa che indossi e dello Stato che rappresenti. E Fede, tu ne sai qualcosa. Quindi di cosa stiamo parlando? Bisogna fare pure attenzione come si parla, perché se uno dice che questi sono fenomeni con la terga altrui, rischia pure la condanna per diffamazione a mezzo stampa, perché c'è chi può e non può dire certe cose. Loro possono dire tutto quello che vogliono senza mai pagare. Noi invece dobbiamo pure fare attenzione a come pronunciamo le parole. Sì, vabbè, io anzi, mi sono limitato a leggere, un Antonio, questo è articolo giusto ricordarlo, perché se avessimo detto noi cose del genere saremmo già stati rinviati a giudizio, comunque sarebbe già arrivato un avviso di garanzia. E Mimmo ne è testimone, perché noi facciamo radio io almeno da 10 anni abbondanti. Io poco più Mimmo del doppio, da quanto... da 24 anni. Ma guarda Fede, sai che lo dico, sa cosa dico io? Ma sì, finché ti attaccano queste persone e con queste dichiarazioni, poi il cittadino non ha l'anello al naso, perché il cittadino conosce, capisce, soprattutto comunque la cultura negli ultimi anni è leggermente migliorata, le persone sono abituate, tante persone, a ragionare con la propria testa, e poi mettiamo insieme le dichiarazioni di Fellone e quella di qualcun altro e vediamo se forse ha ragione Fellone, perché il carcere non è altro che lo specchio della realtà. Quindi quello che accade in carcere è quello che è accaduto magari qualche giorno prima sul territorio, perché quelli che, come dico sempre, che saltellano sulle macchine con i macete, che stuprano, che rapinano o altro, poi ovviamente ce li ritroviamo nell'istituto. E quando un collega della territoriale va a fermare uno di questi, spesso viene aggredito fisicamente, tante volte abbiamo visto delle immagini, no? E quindi poi quel modus operandi di questi personaggi è uguale all'interno. L'unica differenza, sai qual è? Ed è bella grossa. È che fuori tu puoi avere il taser o puoi avere qualsiasi altra arma per difenderti. All'interno tu l'unica arma che hai per difenderti sono le mani, ma non per usarle a mo' di attacco, per difenderti. E spesso quando è accaduto che qualche collega auto ha dovuto usare la forza, perché voglio ricordare che nella norma è previsto l'uso della forza, spesso poi ti ritrovi, come dicevi tu prima, un rinvio a giudizio o sei indagato per violenza o altro, per tortura. Ricordiamo, grazie a una Quindi, magistratura ideologizzata, perché gli stessi fatti, ripeto, a Milano, dove la magistratura tira molto da una parte, vengono puniti. Purtroppo ho avuto modo di conoscere
donne e uomini della polizia penitenziaria di Milano San Vittore che hanno perso il lavoro a causa di sentenze severissime. In altre parti d'Italia i medesimi fatti sono stati archiviati. Questo va ricordato e va fatto pensare, cari amici a casa. Conosco una signora di 84 anni che dovrà affrontare un processo a 84 anni. Non dite a me non succederà mai, non è un problema che mi riguarda la giustizia, che me ne frega a me. Siamo in un paese in cui ognuno di noi è sotto questa tagliola, la mala giustizia, e ognuno di noi può pagare amaramente e si perde la casa, si perde l'affetto, si resta soli. Io e Antonio sono cose che conosciamo perché ogni giorno è la normalità per chi indossa una divisa avere problemi con la giustizia o rischiare di finire davanti a un giudice per aver fatto il proprio dovere. Questo non è un paese normale e in questo paese che non è normale viene addirittura punito severamente per la minor cosa, mentre la persona che queste cose le fa, se ne frega, continua a fare quello che vuole, si fa qualche 2 settimane di carcere, riesce, continua a fare quello che vuole. Potete mettere tutti i poliziotti che volete in mezzo alla strada, potete fare tutti i decreti che volete, ma se la magistratura continua a funzionare così, cari amici a casa, non ne usciamo più. Ecco perché è importante quello che è accaduto e dobbiamo ricordare. E comunque va bene, in effetti si sta generando questo clima in cui praticamente l'opposizione in Italia, più che contestare ogni cosa di buono che viene fatto, poi sta veramente continuando a gridare al lupo, perché hanno bisogno veramente di creare un nemico, un clima di odio, di odio e tensione. terrore. E meno Odio, male, terrore e soprattutto guerriglia. secondo Perché me, adesso Antonio, a qualsiasi lo fanno per invidia, perché io, riprendendo sempre il giorno di oggi, a pagina 18, Mimmo, però perdonami se ti interrompo. Parlavamo di manifestazioni prima, perché altrimenti poi ci dimentichiamo. Apposta, in Francia sono scesi in piazza 1 milione di persone. E speriamo che 1 milione di persone scendano in piazza domenica a Pontida, perché noi abbiamo fatto il passaggio. Per chi ci ascolta, domenica c'è Pontida, voglio dire, chi può venga, ci ritroviamo là, una bella giornata della Lega, quindi ci siamo. Oggi è venerdì, tra 2 giorni ci vediamo a Pontida, la manifestazione che tutti conoscete. Chi può, ci vediamo lì, ci saranno tantissimi gazebo, tra cui il gazebo dei dipartimenti della Lega. Andrò anche io in quanto responsabile. Pensate che per i primi 80.000 che arrivano Antonio Fellone porta i cornetti, quindi i primi 80.000 brigatevi perché Antonio fila i cornetti ai primi. Quindi... C'è caduta la comunicazione, Federico. È sparita l'immagine di Antonio. 100.000, Antonio, ti prendiamo in parola, 100.000 cornetti o croissant o brioche grazie Sveva. Hai capito, pure la complicità della regista qua c'hai avuto, Antonio. Ma noi lo ripetiamo a Pontida. Non lo so, io ho perso. A Pontida domenica mattina al gazebo dei dipartimenti ci sta Antonio Fellone che vi accoglie con i cornetti, le brioche o i croissant. Calde, appena sfornate. Ma anche i babà? Di tutti i gusti, anche per i vegani, che ci siamo specializzati. Quindi io aspetto al gazebo dei dipartimenti della Lega. Io se fossi da Ria Salis ci andrei, almeno il cornetto me lo prendo. Magari prima di tempi bui per la Salis, magari si mangia il cornetto, sai, magari non si può mai sapere nella vita, quindi magari ce la ritroviamo veramente lì, chissà. Vedete, comunque noi abbiamo anche la forza di riderci sopra su queste cose qua, veramente è meno male, perché sennò che dobbiamo fare? Piangere. No, Mimmo, mi fai dare l'informazione di servizio? Anche due, okay. Vai. Allora, siccome che io sono responsabile di quello che dico, non di quello che la gente capisce o qualcuno in particolare, io con un post ho detto che comunque erano state aggiornate le graduatorie per i trasferimenti dei poliziotti, quindi mobilità che si terrà a fine mese al CGP. Nessuno ha detto che sarebbe uscita una graduatoria o che fosse uscita una graduatoria o altro. Quindi, per chi volesse sapere la propria posizione, basta chiamare la segreteria e se trova il collega disponibile a dargli la posizione,
La segreteria sa del se ha SINAP, scalato Antonio o Fellone, la segreteria del SINAP sicuramente. la segreteria di ogni singolo istituto di Ho appartenenza. capito. Comunque, l'informazione di servizio è che dal 27/28 in poi saranno resi noti i trasferimenti di chi ambisce ad andare a casa. In bocca al lupo a tutti coloro che hanno partecipato. Quindi non prima, perché sto ricevendo una marea di messaggi sui social dove mi chiedono informazioni sui trasferimenti. Prima del giorno 27 non si avranno e non si possono avere notizie, semplicemente perché ad oggi l'iter è alla distribuzione regionale, quindi degli incontri a livello regionale. Finiti quelli, entro il 26 i provveditorati sono tenuti a inviare i dati al DAP, all'amministrazione centrale, e dal 27/28 potrebbero essere resi noti i trasferimenti di ogni singolo poliziotto, perché ovviamente c'è tanta gente che ambisce a tornare a casa, e successivamente, correlata a questa mobilità, ci sarà l'assegnazione dei 2070 agenti di polizia penitenziaria del 185esimo corso. E l'ultima notizia è che quasi sicuramente il 186esimo corso, che sarà di 3.200 unità, partirà nel mese di dicembre del corrente anno, e la durata sarà sempre 4 mesi, quindi ci sarà ulteriore personale messo a disposizione, credo entro il mese di aprile. C'è il concorso in atto straordinario di 650 unità e molto probabilmente, questo non c'è certezza, potrebbe uscirne un altro straordinario di 1.000 unità a breve. Meno male, ciò significa appunto nuova linfa, nuovo aiuto e nuovo sostegno appunto ai vostri colleghi che sono veramente in mezzo a un mare di guai in quanto alla carenza proprio. Assolutamente. Meno male che è una buona notizia, ogni diciamo tanto che la a dai. questo governo certamente non si può attribuire negatività in merito e rispetto all'immissione in servizio. Voglio ricordare che sono circa 12.000 i poliziotti immessi in servizio in 2 anni e mezzo, 2 anni e 3/4 di governo, cosa che prima sti numeri non esistevano minimamente, perché i concorsi di prima erano Mimmo 300 uomini più 100 donne, 250 uomini più 50 donne. Qua parliamo di concorsi di 3.000, 2.000, 2.500, e non mi si venga a dire lo fanno perché ci sono i pensionamenti. Ecco, ma i pensionamenti ci doveva pensare chi stava prima di questo governo. I governi precedenti invece non ci hanno mai pensato, perché i pensionamenti, il turnover va programmato. Non è che arriva un governo e trova uno sfascio totale, e quindi nonostante abbia fatto circa 12.000 assunzioni, ad oggi trovi comunque una carenza di circa 6-7.000 poliziotti, perché in precedenza nessuno mai aveva programmato i turnover. Antonio E questa è Fellone, una io cosa sono negativa. convinto che con il tuo attivismo sicuramente tu parteciperai appunto a questa programmazione per il futuro, perché non è che appunto la vita delle carceri, la vita di chi lavora in galera finisce oggi o domani, proseguirà nei No, Mimmo, prossimi io decenni. l'unica cosa, sono sempre a disposizione per tutti, semplicemente bisogna chiedere ciò che puoi ottenere, quello. Devi chiedere sempre ciò che puoi ottenere e insistere su quello, perché ad oggi, ripeto, hai una carenza di 5-6.000 unità dovuta a gestioni assolutamente scellerate degli ultimi anni, perché non è stato mai e poi mai programmato il turnover. C'è stato il taglio delle piante organiche voluto dalla Madia, quindi noi veramente stavamo nella CC più totale. Però adesso man mano, io posso solo dire che nel giro di un paio d'anni, per me sono certo che nel giro di un paio d'anni riusciamo comunque ad avere, a capire, ad avere e a toccare con mano
i risultati di questo governo, perché veramente, ripeto, 12.000 assunzioni, il corpo di polizia penitenziaria non l'ha mai visti prima, non le aveva se mai n'era visti. solo sognati, vero? Bravo, ma poi voglio dire, non solo questo, c'è l'azzeramento delle carenze della pianta organica per i funzionari giuridici pedagogici, sono stati assunti tantissimi funzionari, ci sono i concorsi fatti e in atto dei direttori, oggi la quasi totalità degli istituti penitenziari ha un direttore e un comandante titolare, soprattutto adesso che sono stati assegnati i nuovi commissari che sono usciti dal corso, quindi qualcosa di buono è stato fatto, ripeto, per me siamo ancora a metà del viaggio. E noi continueremo a vigilare da questa radio, da questa trasmissione, noi saremo sempre attenti a ogni minima evoluzione. Ora vi invito a chiudere, facciamo salutare prima Federico, poi fai tu la classica. Prima deve salutare chi festeggia oggi il proprio onomastico, quindi Gennaro Carbonara, e poi no. Vai Gennaro Carbonara. Io lo so perché Gennaro, non c'è nessuno in famiglia. C'ho mio zio Gennaro, che tanto vive a Pioltello, quindi lo saluto, auguri zio, visto che siamo a alti livelli. Un saluto a tutti Gennaro che ci ascoltano, sono tantissimi. E quindi, tra l'altro Mimmo Magnetta vorrebbe, lo ricordiamo, un busto di San Gennaro a Milano. Ecco, a Milano non c'è nemmeno una chiesa che c'ha San Gennaro. No, non è vero, c'era la chiesa che stava in piazza Santo Stefano e se lo sono arrubato. Se lo sono arrubato alla statua di San Gennaro. Quindi, ragazzi, lanciamo una sottoscrizione per riportare San Gennaro a Milano, almeno una piccola, anche perché è patrono di tutto il meridione, pensate un po', tutto il sud Italia è sotto la protezione di San Gennaro, quindi tantissimi auguri alla città di Napoli, a tutto il sud, siete artefici del proprio destino, perché solo chi fa sbaglia, però chi non fa il peggior peccato è indifferente, quindi alzate il culo, datevi una mossa, basta stare seduti a casa e lamentarsi di ogni cosa, bisogna darsi una mossa, bisogna muoversi e decidere dove vogliamo andare. Cambiare si può e si deve, dicevano in questa radio, sì, si può, però bisogna volerlo e bisogna azionarsi per cambiare. Grazie a tutti per l'ascolto. Vai Antonio. Niente, grazie sempre a Radio Libertà, grazie a te Mimmo, grazie a Federico, a Sveva alla regia, ci vediamo venerdì, conto di essere di presenza, vediamo un po' se riusciamo, perché oggi dovevo essere lì, ma ovviamente ho dato la priorità a chi è al mio fianco, che come dicevamo prima il suo compleanno, rinnovo gli auguri, ci vediamo venerdì prossimo e come dico sempre, viva la polizia penitenziaria, viva il SINAPPE e buona serata a tutti. Avete ascoltato Spazio Più.